Per ieri pomeriggio era prevista una commissione consiliare sul trasporto pubblico locale che sta attraversando una fase molto delicata, con Arriva Veneto che si è presa in carico il passaggio da ACTV al bando europeo che dovrebbe portare una compagnia di trasporto in maniera definitiva sul territorio. La commissione era stata richiesta dalle minoranze per vedere chiaro in questo dedalo di problematiche tra orari, ritardi, percorsi e servizi a chiamata. Se non che la sera prima i comitati di frazione, prima della mezzanotte, sono stati avvisati che l'incontro sarebbe stato posticipato, in quanto oggi, giovedì 23 gennaio, è previsto un incontro con l'amministratore delegato di Arriva Veneto per considerare eventuali revisioni al servizio attuale. L'incontro è stato quindi rinviato alla prossima settimana a data da destinarsi, in modo da informare l'Assemblea alla luce delle modifiche che saranno apportate. La mattina dopo, ai consiglieri promotori dell'incontro non era ancora arrivato alcun avviso, giunto alle loro mail qualche ora più tardi. Prima i comitati e dopo la politica a distanza di ore. Già questa priorità mostra un'incongruenza anomala. Una discussione sulla situazione del trasporto era comunque sentita come urgente e le minoranze hanno deciso di riunirsi chiedendo la disponibilità della sala consiliare, prima concessa, poi tolta, in quanto l'assemblea era stata detta erroneamente aperta al pubblico. La riunione si è tenuta ai piedi del municipio tra le minoranze, il pubblico utente dei trasporti proveniente soprattutto dalle frazioni e la stampa. L'incontro ha sottolineato tutte le difficoltà del trasporto che vengono vissute quotidianamente da chi si serve dei bus per giungere sul posto di lavoro, a scuola o comunque in città, ma ha anche evidenziato la responsabilità dell'amministrazione che nulla ha fatto per tutelare il trasporto pubblico, privandolo anzi di quei fondi necessari per garantire all'azienda la sostenibilità necessaria per dare un equilibrio economico al servizio pubblico, dirigendo i fondi a un'altra branchia dei trasporti, quella futuristica del vertiporto, che può essere certo interessante ma non a discapito delle esigenze della collettività. Gli esponenti dell'opposizione hanno dato la loro disponibilità per entrare nel confronto e offrire eventualmente un aiuto, una diversa prospettiva, altri punti di vista e considerazioni. Il fatto che l'assessore ai trasporti Maria Rosa Boscolochio sia diventata il tassista dei residenti delle frazioni, accompagnandoli se lasciati a terra dai bus, dimostra il baratro, secondo l'opposizione, a cui è arrivato il sistema dei trasporti attualmente. Ma quello che preoccupa è che, a quanto è stato detto, nel bilancio del 2025 non è stato inserito un euro, che sia uno, nel trasporto pubblico. Se così fosse, direbbe molto sulla visione che l'amministrazione ha della città. D'altronde, offrire un servizio di trasporto pubblico locale puntuale ed efficiente non scatena gli applausi dei media nazionali. La realizzazione del vertiporto sarebbe invece un motivo di orgoglio che porterebbe visibilità a chi se ne fa promotore. Cosa scegliere quindi? A quale priorità dare sponda?